Parliamo di questa piattaforma digitale che Confartigianato sta mettendo a disposizione di tutti gli operatori. Quali sono gli obiettivi e perché, consultarla? Innanzitutto Agile Impresa è una piattaforma che si rivolge a tutti gli operatori del territorio e non solo. Questo perché si possono fruire i corsi obbligatori su salute e sicurezza, ma non solo, anche quei corsi che sono assolutamente necessari per lavorare in tempo di pandemia, uno su tutti il corso sul Covid-19. Agile Impresa, peraltro, è una piattaforma di proprietà esclusiva di Confartigianato Impresa Agrigento ed è la prima Confartigianato in tutta Italia a dotarsi di una piattaforma propria, fruibile sia dagli associati ma anche chi deciderà di non associarsi. In questo senso abbiamo deciso, visto che puntiamo tutto sulla ripresa del territorio e delle aziende, di regalare i corsi alle aziende stesse, quindi tutti gli associati non usciranno un euro per poter fruire dei contenuti. Questo significa che noi stiamo regalando un voucher di 700.000 euro al territorio. Vogliamo quindi che le aziende si focalizzino sull'avere un kit che dia la possibilità di riprendersi, perché siamo certi che una ripresa economica dovrà per forza di cose avvenire nei prossimi mesi. Sarebbe impossibile sopravvivere alla giornata, un'azienda non può, come tutti sappiamo, vivere con un orizzonte temporale così basso e quindi dobbiamo fare il punto della situazione adesso per poter riprendere a stretto giro. Ecco, i contenuti in particolare, ne citiamo qualcuno tra i più importanti? Corso sul RLS, preposti, tutti quelli che sono RSPP, tutti quelli che sono obbligatori appunto per legge. Ripeto, stiamo anche implementando, perché non sono gli unici corsi che faremo, a stretto giro quello per i cappottisti, visto che siamo in tema di super bonus e gloria a Dio abbiamo un comparto che sta riprendendo a lavorare, quello degli edili, ma mi permetto di riconcentrarmi su quello del Covid-19 perché è importantissimo. Molte aziende stanno sottovalutando le implicazioni legali del non aver fatto un corso. Peraltro avere fatto un corso sul Covid implica il fare un corso sulla privacy, perché c'è una gestione molto forte delle informazioni e dei dati che entrano o meno negli esercizi commerciali o nelle aziende. Gli artigiani come stanno vivendo questo momento di grande difficoltà del Covid e voi come Confartigianato come cercate di sostenerli? Gli artigiani ad oggi e le aziende in generale non hanno la più pallida idea di come sopravvivere in questo momento al Covid, questo perché stanno ricevendo informazioni particolarmente contrastanti. La nostra associazione costantemente e giornalmente tramite WhatsApp, mail e sito li sta aggiornando per chiarire qualsiasi tipo di dubbio che possono avere.